Verdura per ogni pietanza, il radicchio è anche un ottimo ingrediente per i dessert. Lo sa bene la Fraccaro Spumadoro, storica azienda dolciaria di Castelfranco Veneto, che ha fatto del radicchio rosso di Treviso il valore aggiunto della sua ricchissima gamma di prodotti di pasticceria. Noi privilegiamo particolarmente i prodotti del territorio, da qui nasce per esempio il panettone al prosecco, nasce il panettone al radicchio, che facciamo candire del radicchio tardivo o precoce, e quindi lo mettiamo poi all'interno del nostro panettone, per poi passare a delle produzioni particolari, come per esempio il panettone Slow Food, che ci ha selezionati per fare un panettone condiviso con loro, con ben 3 ingredienti dei presidi all'interno, per poi passare a dei prodotti tipici territoriali come la focaccia, tipico del nostro territorio, o la colomba, un classico della ricorrenza di Pasqua. Un'azienda moderna che sa reinterpretare la tradizione in modo innovativo. Anche per questo la Fraccaro è stata scelta come una delle tappe dell'esclusivo blog tour Radicchio tra le stelle, organizzato dal Consorzio di tutela del Radicchio Rosso di Treviso. Un viaggio di esperienza che ha portato food blogger da tutta Italia a conoscere l'arte dolciaria di Fraccaro, in mostra e in degustazione nei nuovissimi Fraccaro Store e Fraccaro Caffè di Castelfranco Veneto. Fraccaro lo Store è il negozio in cui vendiamo tutte le nostre specialità, tutti i nostri prodotti, e il Fraccaro Caffè adiacente attaccato è dove invece facciamo somministrazione per la prima volta. Qui abbiamo un'offerta che va dalla prima colazione con tutti i croissant fatti da noi ogni giorno dedicata, per arrivare fino alla sera, quindi con la pizza al lievito madre, con il pranzo con prodotti particolari, per poi continuare con delle paste dedicate, dei croissant, per arrivare fino alla sera con l'aperitivo e la pizza. Nata nel 1932 da un piccolo panificio all'interno delle mura della città del Giorgione, la Fraccaro è oggi una delle più importanti aziende alimentari della marca trevigiana, che ha saputo valorizzare la sua tradizione dolciaria costruita su un ingrediente speciale, il lievito madre. Il lievito madre è quello che è effettivamente il nostro tesoro dell'azienda. Il lievito madre è un lievito che ha 83 anni, nato dai nostri nonni nel 1932, perché avevano un piccolo panificio in centro a Castelfranco sotto la torre del castello. Come dice la parola stessa, è un lievito madre naturale, quindi ti permette di non utilizzare conservanti, quindi mantiene in maniera naturale più a lungo il prodotto e in più aumenta la digeribilità del prodotto stesso, quindi anche dei valori e delle caratteristiche migliorativi per il nostro organismo.